Eder. Mac. Pallister. Un braccialetto tagliato e ancora umido. Nuova pista inquietante nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Tra gli oggetti più simbolici e controversi legati all'enigmatico caso della morte di Liliana Resinovic, un piccolo accessorio è tornato al centro dell'attenzione investigativa. Un braccialetto nero con motivi gialli e azzurri, da sempre portato al polso della donna, è stato ritrovato tagliato, sporco e ancora umido all'interno dell'abitazione del marito, Sebastiano Visintin. Una scoperta che potrebbe sembrare marginale, ma che, alla luce di quanto sta emergendo nell'inchiesta, assume contorni inquietanti e potenzialmente decisivi. Un oggetto semplice, un valore affettivo profondo. Liliana Resinovic non si separava mai da quel braccialetto. Non si trattava solo di un accessorio di bigiotteria, ma di un oggetto che custodiva un significato profondo, quasi identitario. Il bracciale era stato acquistato anni prima durante un viaggio in Grecia e rappresentava per lei un simbolo familiare, condiviso con la moglie e la figlia del fratello Sergio, a cui era molto legata. Anche quando fu costretta a tagliarlo per motivi medici, Liliana decise di riannodarlo e continuò a portarlo ogni giorno, come se ne custodisse una memoria affettiva e personale che andava oltre l'aspetto estetico. A rivelare questo particolare è stato proprio Sergio Resinovic, fratello della vittima, in una recente intervista rilasciata al settimanale Giallo. Quel braccialetto era parte di lei, ha dichiarato, spiegando che era impensabile trovarlo in un luogo diverso dal polso di sua sorella. Eppure il bracciale è emerso in un contesto del tutto inaspettato, alimentando sospetti e domande che ora gli inquirenti stanno cercando di affrontare con rinnovato interesse. Il ritrovamento a casa di Sebastiano Visintin, un dettaglio che inquieta. Secondo quanto raccontato da Sergio, il ritrovamento del braccialetto è avvenuto in modo casuale, ma non privo di tensione. A poche ore dal funerale di Liliana, Visintin avrebbe invitato lui e Silvia Radin, cugina della vittima, a casa sua per recuperare gli effetti personali della donna. La frase che avrebbe pronunciato è tutt'altro che conciliante. Venite a prendere le sue cose, altrimenti butto tutto. Una dichiarazione che, nella sua crudezza, mostra un atteggiamento distante, quasi insofferente, nei confronti di quegli oggetti che appartenevano alla moglie scomparsa e poi ritrovata morta in circostanze tuttora irrisolte. È proprio tra quelle scatole di fotografie, orecchini e piccoli oggetti personali che Sergio ha notato il braccialetto nero. L'oggetto, però, appariva in condizioni anomale. Era tagliato, sporco e soprattutto ancora umido. Questo particolare ha immediatamente insospettito il fratello, che ha deciso di non tergiversare e ha portato il reperto direttamente in questura. Il braccialetto diventa un possibile reperto chiave. Lungi dall'essere un semplice dettaglio, quel braccialetto potrebbe ora trasformarsi in una prova potenzialmente rilevante. Le autorità stanno valutando l'ipotesi di sottoporlo a un incidente probatorio per accertarne l'origine del taglio e verificare eventuali residui ambientali compatibili con i luoghi coinvolti nell'inchiesta. In particolare, l'attenzione degli inquirenti si concentra su due ambienti: il magazzino di via Donadoni, dove Visintin era solito affilare coltelli e lame, e il roseto nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, non lontano dal punto in cui è stato rinvenuto il corpo di Liliana. L'ipotesi investigativa mira a stabilire se il taglio del braccialetto sia compatibile con strumenti trovati nell'abitazione o nei luoghi frequentati da Visintin, oppure se l'umidità residua possa rivelare qualcosa sulla tempistica o l'ambiente in cui il bracciale è stato conservato dopo la morte della donna. La pista economica e gli indizi che tornano alla ribalta. Mentre le indagini si arricchiscono di nuovi elementi, il sospetto che alla base della morte di Liliana possa esservi un movente economico torna a farsi strada. Per il fratello Sergio, infatti, non si tratterebbe solo di un delitto passionale o dettato dalla gelosia. Sebastiano non avrebbe mai accettato che Liliana se ne andasse, ha affermato, lasciando intendere che dietro al rapporto coniugale si nascondessero tensioni profonde, forse acuite da questioni patrimoniali. Liliana Resinovic, infatti, era intestataria di un conto corrente su cui erano depositati circa 100.000 euro, cifre importanti che inevitabilmente accendono interrogativi su eventuali interessi legati alla sua morte. Inoltre, in una dimensione più intima, si fa strada anche l'ipotesi del figlio mai nato,
una ferita del passato che potrebbe aver lasciato strascichi emotivi profondi e irrisolti nel matrimonio. Sterpin e il Giardino delle Rose, coincidenze che inquietano. A complicare ulteriormente il quadro c'è la posizione di Claudio Sterpin, ex atleta e amico intimo di Liliana, che sarà ascoltato in incidente probatorio il prossimo 23 giugno. Prima della scomparsa, Liliana avrebbe manifestato il desiderio di trasferirsi da lui, una decisione che avrebbe potuto rappresentare la rottura definitiva del legame con Visintin. E proprio Visintin a maggio ha pubblicato sui social alcune fotografie scattate nel roseto del Parco di San Giovanni, luogo che si trova a poca distanza dal punto in cui è stato ritrovato il corpo di Liliana. Un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti e alimentato nuovi sospetti. Perché pubblicare quelle immagini proprio ora? E perché scegliere quel luogo? Domande che si sommano a una lunga serie di anomalie, contraddizioni e dettagli sfuggenti che da mesi rendono questo caso uno dei più oscuri e intricati della cronaca italiana recente. Chi c'è l'avvocato col dito in scemo? Taccia lui, taccia tu, Taccia pure il pennarello. taccia. La toga profuma di chiuso, il cliente non c'è, l'ha lasciato a casa con la scusa che l'invito era un cliché. Dal pubblico, Vabbè, allora se lo dicono loro in due. taccia. Che c'è una mano sulla scena, ma fa finta di nulla e scemena. Il giudice sbatte la penna, ma sotto la toga c'è il play. E lei posta sui social la guerra, coi filtri e le stories del TED. Dal pubblico, ma chi è? Un avvocato o una TikToker. Taccia, taccia, Ma che ci avete da nascondere? La mano resta là, ma intorno si fa notte. taccia, taccia, taccia. E chi parla se la caccia, intanto nel tuo processo diventa la corazzata Potemkin. Una signora si fa il segno della croce. Una sbadiglia, applausi finti. Taccia, Ma quanto ti piace sto silenzio a comando? Se tace l'accusato, se tace l'impronta, se tace pure la giustizia che ci resta alla conta. Pubblico 1, 2, 3, non c'è più nessuno. finale. Ma sto nome sembra uno scherzo da scuola. Angela, taccia e fataci una parola. Ma attenta che a furia dei tacci prima o poi ci parte lo starnuto. E la verità esce senza più un avvocato muto. Tutti in piedi. Battendo le mani storte che all'el sipario cade una toga e il pubblico borbotta. E mo che famo? Contestiamo tutto, ma proprio tutto. Come dice prego avvocato mi scusi, contesto, capisco posso darle un consiglio. Lo contestiamo, è breve, si fidi. Solo una parola, taccia, taccia, ma che sempio sto silenzio, intanto una mano sta luta dalle scale. Taccia, 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 taccia. Contestiamo tutto, ma proprio tutto. Come dice prego avvocato mi scusi, contesto, capisco, posso darle un consiglio. Lo contestiamo, è breve, si fidi. No, solo una parola, taccia, taccia, ta 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 ta.
silenzio. Intanto una mano saluta dalle scale. Dacia, dacia, da 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 dacia, 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 dacia. Contestiamo tutto, ma proprio tutto. Come dice prego avvocato mi scusi. Contesto, capisco posso darle un consiglio. Lo contestiamo, è breve, si fidi. Solo una parola. Dacia, dacia, oh, 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 ah, da, 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 oh, ah, da, da, dacia, ah, da, 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 dacia, ah. Ma che sen che sto silenzio? Ma che sen che sto silenzio? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.